Finalmente è pubblico il sondaggio, noi lo conoscevamo da alcuni giorni ed è un sondaggio che conferma gli orientamenti elettorali di cui diciamo Angelino Alfano ha i dati già dallo scorso autunno, perché Alfano i sondaggi ha iniziato a farli molto presto, loro li hanno gratuitamente. A me questo sondaggio è costato 5.000 euro, a me e ai miei amici, però è un sondaggio assolutamente interessante. È un sondaggio, lo ripeto, della più autorevole agenzia di sondaggi d'Italia, la Ipsos, che collabora stabilmente con la RAI, ad esempio con la trasmissione di martedì, quella Ballarò di Giovanni Floris. Il sondaggio di cui state vedendo la scheda più importante mediaticamente è adesso in corso di pubblicazione, essendo un sondaggio ufficiale, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il sondaggio mi dà praticamente come probabile, assai probabile, quasi certo, sindaco di Agrigento per il prossimo futuro. Questa è la simulazione del primo turno. Io sarei il primo ad arrivare al ballottaggio con 5 punti di vantaggio su Marco Zambuto, oltre 5 punti, 31,2 io, 26% Marco Zambuto. Terzo arriverebbe in questa simulazione il candidato di Epolis, che avevamo individuato nel candidato più forte di Epolis, cioè Paolo Minacori, e lo avevamo proposto come candidato della società civile. Adesso abbiamo Pennica, che è, diciamo, non il candidato di Epolis, ma il candidato del PDL di Angelino Alfano. E il risultato di Minacori non credo che Pennica possa abissarlo. Poi abbiamo sondato anche Angelo Capodicasa in modo da verificare cosa succedeva se una parte dell'elettorato del Partito Democratico votava per il mio antico rivale. Il risultato è devastante per Capodicasa, finisce 31,2 contro 4,1. Quindi i miei amici romani mi hanno chiesto di mettere un candidato dell'MPA. Loro volevano sapere come finivano le elezioni di Agrigento se il presidente Lombardo sosteneva un candidato diverso da me. È noto a tutti che io sono il principale punto di riferimento del governo regionale ad Agrigento. Con la candidatura di Di Mauro noi abbiamo tolto dallo scenario elettorale a me favorevole il voto dell'MPA. Senza il voto dell'MPA arrivo lo stesso ampiamente primo con il 31,2 e 5 punti di vantaggio su Marco Zambuto. Il PDL è in caduta libera, Iacolino prende, secondo il sondaggio, poco più del 10%. Abbiamo anche realizzato la simulazione dei ballottaggi. In un ballottaggio tra me e Iacolino vinco io alla grande, con oltre 20 punti di distacco, doppierei Roberto Di Mauro, come vedete da questa scheda, e vincerei anche il testa a testa con Marco Zambuto. Io sono molto fiducioso perché, come avremo modo di illustrarvi in seguito, vi è anche il profilo d'immagine che mi dà di gran lunga come il politico agrigentino più considerato dagli elettori agrigentini. Addirittura vengo ritenuto più autorevole rispetto agli altri candidati che ricoprono cariche istituzionali di parlamentari, ex ministri, ex assessori, ex sindaci, ben più elevate di quelle che io ho ricoperto. Ma su questo torneremo in altra occasione.